Agrigento sommersa dai rifiuti. È sempre più difficile la situazione nel capoluogo agrigentino, invaso da cumuli di immondizia lasciata marcire per strada a causa dello stop nella raccolta da parte dei dipendenti delle ditte aderenti al lato GES Agrigento 2. Gli operatori ecologici incrociano le braccia da 3 giorni per protesta contro il mancato pagamento degli stipendi dallo scorso mese di gennaio. Il problema sembra di difficile soluzione perché la GES Agrigento 2 non ha i soldi per pagare le ditte a causa del mancato versamento economico da parte di molti comuni e di conseguenza le ditte non possono garantire lo stipendio agli operatori ecologici. Questa mattina vi è stato un incontro presso la Sala Pellegrino in via Crone promosso dal presidente della provincia regionale di Agrigento Eugenio Dorsi per trovare la soluzione all'avvertenza. Presenti i netturbini, il sindacalista Roberto Migliara dell'UGL, il legale rappresentante delle ditte, l'avvocato Giuseppe Scozzari ed il liquidatore del lato GES Agrigento 2 Teresa Restivo. All'appello di Dorsi non si sono presentati la maggior parte dei sindaci dei 19 comuni aderenti al lato GES Agrigento 2. Hanno invece risposto presente il sindaco di Santo Stefano Quisquina Giuseppe Leto e successivamente il primo cittadino di Agrigento Marco Zambuto. Da più parti è stato invocato l'aiuto del governo regionale. La Regione siciliana deve assumersi la responsabilità di quello che accade, ma dobbiamo interrompere quel percorso clientelare che vede esautorato un ente, un'amministrazione di operai che sono convinto che quelli che ci sono attualmente per la raccolta dei rifiuti sono esorbitanti. E credo che anche l'AIPA deve fare meno clientelismo e quindi accontentare di meno chi governa e chi amministra ed essere più determinata a mettere in mora gli evasori che non ne pagano la retta che è giusto ed è necessario pagare. Non credo che la soluzione la posso dare io, perché ho fatto il possibile per cercare almeno di andare avanti con una mensilità, perché corrispondendo a mio avviso 2,9 milioni alle ditte una mensilità la possono dare, perché è vero che loro adesso hanno anche problemi a livello di banca, ma non si devono dimenticare che il lato ha corrisposto a loro sia gli interessi che la revisione dei prezzi per farli andare proprio avanti nei pagamenti. Quindi se dobbiamo un pochino in questo momento assumerci tutte le responsabilità, dobbiamo assumercele tutte nel vero senso della parola e non né ricattare né minacciare, perché dobbiamo tutti quanti lavorare per far andare avanti questa provincia.